moglie che lo caccia via, facendogli un versaccio, accompagnata da una sua degna comare. Guardate l'espressione, con questo povero vecchio che resta solo con la sua malattia. Apro una parentesi, perché avete visto che a Venezia è coperto da un drappo, ma qua da noi a Serravalle, in Sant'Andrea, è coperto di foglie. Attenzione, non sono foglie di vite, ma sono foglie di morer. Come mai sono foglie di morer? Perché a Ceneda c'è anche, a Ceneda, c'è una leggenda di Giobbe che è bellissima e dice questo, che quando questo povero vecchio era sotto il sole, su questo mucchio di letame, Dio ha avuto pietà di lui e per creargli un po' di ombra ha fatto nascere vicino a questo povero vecchio un albero mai visto prima, il morer. E sempre Dio ha trasformato i vermi che uscivano dalle sue piaghe in un animaletto mai visto prima. L'avevano conoscete? È il cavaliere. E il cavaliere che vedendo là un morer la dita, beh, mi vai su e vai, e attaccava gli altri. Ecco perché da noi Giobbe è il protettore dei bachicoltori e quindi si copre di foglie di morer, di foglie di gelso. Chiudo la storia e poi vi saluto. Non capisce Giobbe il male e non lo capirà. Il male è un mistero. Veramente difficile trovare, se non si ha fede, una risposta al che cos'è il male e perché è capitato a me. Giobbe non lo capisce, ma a un certo momento dice, lo accetto. Va bene, non so perché è capitato a me, non lo capisco, ma lo accetto. Abbassa la testa e di nuovo adora Dio. Allora Dio è contento, Satana è sconfitto. Dio ha avuto di nuovo l'adorazione di Giobbe e adesso lo premia e gli restituisce con gli interessi tutto quello che gli aveva portato via. Vi ricordate? 3.500 cammelli, gliene dà 7.000. 7.000 pecore, gliene dà 14.000. 7 figli maschi, gliene dà 14. 3 figlie femmine, 3 figlie femmine. Andate a rileggere la Bibbia, non è colpa mia, è proprio così. Però la Bibbia dice che sono bellissime e che Giobbe le nomina eredi al pari dei figli maschi. Con queste 3 bellissime donne vi ringrazio e vi dico di nuovo buon anno. Grazie. Così parlò Soligo.